Aragona Solidale, la Caritas consegna beni di prima necessità ai più bisognosi. Ascoltiamo in proposito Don Angelo Chillura, arciprete di Aragona. Si è venuto a creare questa situazione che ha toccato tutta l'Italia e buona parte del mondo, dell'umanità. E anche qui ad Aragona c'è stata questa attenzione al disagio che la mancanza di lavoro ha creato in tante persone, in tante famiglie, sia ad Aragona ma di tante persone immigrate. E il sindaco all'inizio di questa epidemia lanciò l'iniziativa Aragona Solidale, coinvolgendo alcune realtà di Aragona per dare un sostegno concreto. Diede l'incarico a me di dirigere, fare la supervisione di questa iniziativa Aragona Solidale per la raccolta delle offerte, la raccolta di alimenti, di beni che le persone portavano e organizzare poi la distribuzione dei viveri, ma anche dei beni per l'igiene personale. E in questo progetto sono state coinvolte le Giubbe d'Italia e la Caritas parrocchiale e giovani della Caritas della parrocchia della Chiesa Madre. È stato attivato questo servizio, tante persone subito hanno contribuito con offerte in denaro attraverso bonifici bancari oppure offerte che venivano a consegnare a me. Anche aragonesi che vivono in Belgio hanno fatto una generosissima donazione, ma anche altri aragonesi che vivono in Nord Italia, aragonesi che vivono qui ad Aragona. Ecco, tantissimi hanno fatto generose donazioni e tanti hanno portato alimenti, chi ha portato olio, chi ha portato legumi, i negozi di frutta e verdura che ogni settimana venivano a consegnare tanta merce, ma anche da Agrigento un grossista di frutta e verdura, di ortaggi, per 4 volte ha portato un furgone pieno di alimenti, cioè c'è stato un coinvolgimento straordinario da parte delle persone. E noi quindi come Caritas ci siamo organizzati per garantire a tutti ogni 15 giorni la consegna di alimenti di prima necessità, dicevo, e di cose di prodotti per l'igiene, ma anche abbiamo consegnato dei buoni per l'acquisto della carne presso le macellerie qui ad Aragona. Ecco, abbiamo cercato di fare quello che poteva essere utile in quel momento, in questo momento. Ora abbiamo un po' ridotto l'attività, cerchiamo, ecco, perché tanti hanno ripreso il lavoro, tanti stanno ricominciando a lavorare, quindi stiamo sostenendo quelle che ancora continuano ad avere qualche difficoltà. Però devo dire che c'è stata questa bella collaborazione e questa esperienza ci serve per farci capire che, ecco, quanto le varie istituzioni, che sia il comune, sia la Chiesa e le varie forme di volontariato si mettono insieme e allora si realizzano e si ottengono dei risultati concreti ed efficaci.